yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait Lo schiattamosche. Lo schiattamosche fa parte della categoria delle armi leggere. Esso è costituito da una piattaforma rossa quadrangolare e da un supporto di alluminio per impugnarlo. Uso e utilizzo. Durante i periodi di maltempo e di scarsa visibilità luminosa, la vostra casa si impesta di mosche fastidiose che di tanto in tanto si appiccicano indosso a te e alla faccia, mentre ti vedi la televisione e ti salgono i nervi in testa e cominciate a sudare per la rabbia. Mantenete la pazienza e cercate di non farvi prendere dalla tensione rabbiosa, cercando di allontanare le suddette con movimenti veloci delle mani come se le volessi scacciare. Dopo poco tempo vi accorgerete che in questo metodo non risulterà efficace, perché non riuscirete a allontanarle definitivamente, in quanto le mosche continueranno ad andarsene e ritornarsene addosso a voi, sbeffeggiandovi abbondantemente e facendovi perdere i momenti salienti della vostra trasmissione preferita. Arrivati a questo punto, per risolvere il problema non vi resta altro che impugnare uno schiattamosche. Impugnate lo schiattamosche in maniera anatomico-rabbiosa e cercate di riconoscere la mosca che precedentemente vi ha fatto innervosire. Seguitela e aspettate che la cosetta si adagi su un soprammobile o sulla cristalliera del salotto. Appena l'animaletto volante si adagia, avvicinatevi e nascondetevi dietro a una tenda. Spostate la tenda in silenzio e guardando l'insetto con occhi storti e con sguardo di sfida, prendete la mira e applicatele lo schiattamosca addosso a essa con veemenza e astuzia, senza trascurare la velocità dell'esecuzione che determina il risultato finale del fenomeno. Cercate di non far abbuticare il soprammobile suddetto dove essa era appoggiata e contemporaneamente evitate di scalfire la cristalliera e il rimanente mobilio in mogano e radica con il manico di alluminio dello schiattamosche. Successivamente controllare l'esito dell'esperimento e alzate lentamente lo schiattamosche e vedere se è rimasto un po' di liquido vitale dell'insetto sul mobilio e o l'insetto stesso stecchito. Se esultate e gridate, alzate le braccia in aria a mo' di vittoria! Riconquistate di nuovo la posizione comoda sul divano e continuate a gustarvi Beautiful. Se avete fame, fatevi un panino col salame, se non vi piace col prosciutto cotto. Esistono vari tipi di schiattamosche a seconda del tipo di mosca che dovete sterminare, dalla grandezza della situazione in cui vi trovate e di tutti gli altri fattori che intervengono nella sua uccisione. Schiattamosche standard a paletta rossa, quadrangolare, schiattamosche standard a paletta rossa, quadrangolare a impugnatura anatomica, schiattamosche rapido, schiattamosche a propulsione di gas nocivo, a pressione, a distanza, con mirino di precisione, a raggio laser, a batteria ricaricabile, piatto, schiattamosche per mosche giganti, mosche più veloci con valvola di sicurezza, schiattamosche per moschiglioni, api e zanzare, schiattamosche antiscivolo, subacqueo, anatomico, antigraffio per mobilio in radica, schiattamosche antigraffio per mobilio in mogano e tanti altri schiattamoschi che non stiamo qui a elencarli tutti quanti e a perdere tempo.